Appassionati di futsal, buonasera dal Pala Tarquini di Ciampino per il match tra i padroni di casa del Ciampino Nuovi e la Lazio. Tutto pronto, parte Becchi, lascia il pallone a Dener, la mette in mezzo Mario Pass, il tiro e il gol del Ciampino Anni Nuovi. Mario Pass porta avanti i padroni di casa. Becchi, palla in avanti per Signori, alza il pallone, Mario Pass al volo. Mario Pass, il tiro, scivola anche Mario Pass, Baregelli la blocca, la butta giù con le mani per Biscossi che va al tiro e trova un gol bellissimo. Biscossi, 1-1, il gol della Lazio. Tezza, poi prova a ricevere il pallone di ritorno, ancora Tezza! La Lazio è avanti! In 2 minuti i biancocelesti la ribaltano! La rincorsa di Dener, parte il brasiliano. Il tiro e la palla termina in rete dopo il tocco di Barigelli. Dener. Sardella la tocca, la conclusione, il gol della Lazio. Biscossi riporta avanti i biancocelesti, firma la personale doppietta sull'assist di Sardella. Ora Nicao Bertan torna indietro, rischia qualcosa il Ciampino ma resta in piedi. Biscossi, il tiro centrale, Tommaino la para. Signori, ancora va da Becchi che prova a sfuggire sulla destra, poi si ferma, serve Dominici, la mette in mezzo Barigelli, Mario Pass, Barigelli si allunga col destro, la mette fuori. Becchi in mezzo da Dominici, Dominici il tiro, Barigelli, parziale ancora fermo su quello del primo tempo, Lazio 3 Ciampino 2. La palla resta lì, il palo colpito dalla Lazio. Palla in mezzo, arriva Giorgi col macino, poi Barigelli, ancora lui, resta lì Becchi e palla fuori. Becchi con il destro, palla in mezzo, Mario Pass, la mette sotto al 7, Mario Pass, la doppietta dello spagnolo. Ancora Lazio, Mario Pass riceve il pallone, lo riconquista in modo regolare. Ancora Mario Pass, trova libero Giorgi, la palla in mezzo e arriva il gol di Becchi. Il Ciampino avanti. Mario Pass prova a salire, Mario Pass, ancora Mario Pass, va tutto da solo, serve il tiro, signori, quinta rete del Ciampino.
Signori, alza la palla in avanti, Denner la mette giù col petto, la tiene in campo Denner, poi torna indietro, si accentra, il tocco in mezzo e poi Barigelli ancora una volta in cerca del gol. Il Ciampino si muove molto, attenzione Becchi, la porta è vuota, Becchi va via, ancora Becchi, poi serve Mario Pass, Becchi in qualche modo il gol, Becchi firma il 6-3 del Ciampino in contropiede. Palla verso Lupi, poi in mezzo Capponi, Sardella, una serie di contrasti, poi arriva Nick Abertan, la buona guardia di Giorgi, la porta è vuota, Giorgi col mancino, la palla fuori. Termina in questo istante il match, Ciampino Ani Nuovi batte la Lazio per 6-3. Niente, purtroppo abbiamo giocato solo un tempo perché abbiamo giocato il primo tempo e abbiamo fatto quasi un primo tempo perfetto perché avevamo subito solo un gol su tiro libero e un gol su punizione, quindi eravamo stati perfetti. Purtroppo abbiamo preso gol sul calcio d'angolo, che è una cosa che avevamo visto tutta la settimana, e siamo praticamente spariti dal campo. Abbiamo subito 5-3, 6-3, ma al secondo tempo non c'è stata partita perché dobbiamo recuperare in fretta qualche giocatore, perché sia fisicamente che proprio di numero, perché veramente siamo un po' troppo pochi. Ci rimbocchiamo le maniche, venerdì abbiamo la Cioli in casa e cercheremo di fare il massimo. Speriamo che Matteo non si è fatto pure lui niente di grave, perché se perdiamo anche Matteo Biscossi veramente diventa quasi drammatica, quindi cercheremo in settimana di recuperare energie. Complimenti per questo ritorno in campo dopo un lungo infortunio. Che sensazione hai provato oggi quando sei tornato qui al Pala Tarquinia a giocare? È una bella sensazione perché dopo l'infortunio sono stato fuori quasi 8 mesi. Ho sofferto tanto, ho lavorato per ritornare in campo, è stato emozionante, poi l'applauso della gente, sono contento perché abbiamo vinto e che sono tornato a giocare comunque una partita vera. Oggi avete ottenuto 3 punti, una partita combattuta, difficile, ma 3 punti importanti anche per la classifica. Fondamentali, guarda, perché questa squadra aveva pochi punti perché aveva avuto un calendario difficile, ma meritava qualcosina in più. Oggi era importantissimo vincere, soprattutto in casa, e per risalire un pochino su in classifica, perché è quello che ci comunque meritavamo dal punto di vista del gioco. Siamo contenti, era importantissimo, abbiamo vinto e va bene così.